9 candidati sindaci, 16 liste e 464 aspiranti consiglieri per nemmeno 33.000 elettori. Questi i numeri della corsa elettorale nel capoluogo. Nonostante la corsa frenetica contro il tempo, infatti, Veneto Stato ha dovuto rinunciare alla sua corsa. Purtroppo abbiamo chiuso le liste venerdì scorso 30 e in soli 2 giorni purtroppo non siamo riusciti a chiudere con le 175 firme necessarie per il comune di Belluno. Comunque abbiamo ottenuto secondo me un grosso risultato perché solamente in 2 giorni abbiamo raccolto oltre 100 adesioni. Restano quindi 9 i candidati alla poltrona di primo cittadino di Belluno. Si ripresenta ai suoi elettori il sindaco uscente Antonio Prade, sostenuto dal Popolo della Libertà e dalle civiche Con Belluno Intesa Dolomitica e Prade per Belluno. A sfidarlo vecchie e nuove conoscenze di Palazzo Rosso. Claudia Bettiol, già vicepresidente della provincia, appoggiata dal Partito Democratico, Italia dei Valori e dalla civica Claudia Bettiol. Ida Bortoluzzi, in passato dirigente in comune, sostenuta dall'Unione di Centro e dalla lista Ida Bortoluzzi. Leonardo Colle, oggi vice sindaco e assessore all'ambiente, che corre in solitaria con la Lega Nord. Carlo Giuliana, consigliere comunale e da anni attivo nella vita amministrativa della città, appoggiato da Futuro Senza Partiti. Francesco Lagrua, consigliere comunale già in quota PDL, oggi in corsa con la destra. Andrea Lanari, dipendente all'Idea Standard, candidato del Movimento 5 Stelle. Jacopo Massaro, ex capogruppo PD proprio a Palazzo Rosso, in corsa con le civiche Patto per Belluno, in Movimento e Insieme per Belluno. Infine Massimo Vidori, operatore nell'ambito sociosanitario che correrà per il neonato Polo Autonomista. Oggi la chiusura delle liste, ma non è finita. Bisognerà attendere fino a mercoledì sera il verdetto della commissione elettorale, che procederà poi a sorteggiare l'ordine di comparizione nella scheda elettorale, dei nomi dei candidati e delle liste a loro associati.